Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati, torna a 7 in punto per approfondire un argomento che può essere di estrema attualità o magari anche di estremo interesse. Includeremo quest'ultimo settore per parlare dell'argomento di questa mattina, perché parliamo di terme, parliamo di Bibbione Terme, questa struttura che non è solo una struttura di benessere ma è anche una struttura riabilitativa, per quello abbiamo voluto intitolare la puntata Salute e Benessere. È una realtà di cui ci parleranno due autorevoli voci che rappresentano questa realtà. Cominciamo con il nostro primo ospite che andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi. Si tratta di Sebastiano Danna, direttore sanitario di Bibbione Terme. Buongiorno a lei, dottor Danna. Buongiorno, grazie per l'invito, molto gradito. Grazie a lei. Diciamo grazie a lei perché siamo oltretutto nel pieno di una stagione, quella termale, certo, che insomma sta vivendo, anche complici le belle giornate, dei momenti felici, soprattutto dopo la ripartenza all'indomani di un'emergenza sanitaria che non lo diciamo a lei che è medico, certo, ma che comunque non è ancora del tutto trascorsa, diciamo. Sì, siamo in piena attività. Le strutture sono stracolme di persone, stanno facendo le persone delle terapie fango-balneoterapia, idrokinesiterapia, massoterapia e riabilitazione sia in acqua che fuori acqua. Voi siete una realtà importante e diciamolo anche per chi ci ascolta da casa, il Veneto ha una grande tradizione termale, certo, o perlomeno il nord-est, insomma, conosciamo i vari distretti anche piuttosto rinomati. Bibbione è una località che è anche una località conosciuta soprattutto per l'aspetto turistico. Diciamo, la stagione termale la stiamo vivendo in questo periodo, per cui fino a quando la vostra realtà sarà operativa? Allora, intanto le terme hanno allungato la stagione anche estiva sostanzialmente, perché attualmente ci sono tantissime persone che sono presenti a Bibbione, negli alberghi e anche negli appartamenti. Questa attività, lei lo sa, si svolge da circa 25 anni. La bontà delle acque è stata premiante per tutti quanti, perché le nostre acque hanno un'azione soprattutto antinfiammatoria, perché sono provviste, a parte delle componenti chimiche particolari, anche dei microbioti, che sono dei microgermi con cui vengono praticamente effettuate le terapie termali vere e proprie, acque con cui vengono effettuate le terapie termali e anche la creazione dei fanghi. La stagione per noi, per motivi anche organizzativi, chiuderà a fine di novembre, in quanto poi, essendo uno stabilimento termale tra i più grandi che c'è in Italia, ha necessità di una manutenzione straordinaria annuale e riapriremo poi con l'anno prossimo, nei primi mesi dell'anno prossimo. Voi avete anche una dislocazione geografica molto interessante, perché insomma, guardate, insomma, siamo all'estremità del Veneto, ma insomma, guardate Friuli Venezia Giulia, la Slovenia, insomma, si guarda all'Austria, per cui diciamo anche un bacino piuttosto importante. Noi abbiamo un bacino molto importante, rispondiamo tantissimo alle necessità delle persone. Si figuri che in una giornata riusciamo a fare attorno a 1800 prestazioni al dì, tra fango, balneoterapia, idrokinesiterapia, fisiokinesiterapia, massoterapia e poi tutta la parte del benessere che è attiva, soprattutto dal mese di giugno, in quanto da giugno poi si sono aperte di nuovo le porte, visto che c'era stata l'infezione da Covid che ci aveva bloccato completamente. Ecco, anche da questo punto di vista immaginiamo che i protocolli siano rigorosissimi anche da voi. I protocolli sono estremamente rispettati, abbiamo un addetto che giustamente regola gli ingressi con il Green Pass. Torniamo dunque alla vostra realtà, diciamo c'è da sbizzarrirsi, lei ci diceva soprattutto antinfiammatorio, diciamo sì, così, una realtà molto importante. Cioè, esistono molti casi di questo tipo, cioè nella vostra casistica, come sono distribuiti i casi per importanza e per numero? Allora, prevalentemente per la balneofangoterapia abbiamo una clientela di persone affette da artrosi cervicale, artrosi dorsale, lombare o artrosi anche delle grandi articolazioni. La componente importante delle nostre acque, come dicevo, che poi sono delle acque alcaline bicarbonate, sodiche, fluorate, hanno già di per sé un'azione antinfiammatoria e poi il calore.
Consideri che le acque sgorgano da 500 metri a 52 gradi di temperatura e noi addirittura quando arrivano nello stabilimento dobbiamo anche raffreddarle, che chiaramente con una temperatura abbiamo una temperatura attorno ai 30 gradi, 32 gradi. Quindi il calore sommato alla bontà chimica delle acque, sommato ai microbioti che sono presenti nelle acque e nei fanghi, danno un benessere. Si figuri che chi fa le terapie praticamente con fango balneoterapia riduce notevolmente l'assunzione di farmaci antinfiammatori. Si parla dal 40 al 60% di riduzione. Questo direi che è già un grande risultato, adesso, non per volerne ovviamente alle aziende farmaceutiche, no, ma riuscire a ridurre indubbiamente è un risultato non da poco, indubbiamente. Per cui, dottor Danna, lei come direttore sanitario gestisce una situazione che è una situazione estremamente controllata e strutturata, ma una situazione anche importante soprattutto anche per una condizione, chiamiamola fisiologica, di chi vive nelle nostre zone. Cioè lei ci ha parlato di artrosi, per cui i dolori, l'umidità, i reumatismi. Certo, è una gestione abbastanza complessa perché va dalla terapia riabilitativa alla terapia con la balneofangoterapia, idrokinesiterapia, ma anche alla parte del benessere. È una gestione complessa, tanti collaboratori molto motivati e molto bravi e tanta patologia, soprattutto come diceva lei, artrosica, che dalle nostre parti abbonda. Sì, purtroppo, cioè, non è che parliamo di persone verso i 70 anni, tante volte sono anche anche giovani, anche più giovani, sì, sicuramente anche più giovani su forme. Poi abbiamo fatto anche delle progettualità che abbiamo attuato, per esempio la cura della fibromialgia, che è una patologia che interessa prevalentemente le giovani donne, facendo un percorso riabilitativo particolare in cui noi abbiamo anche la possibilità di fare, oltre alla fisiokinesiterapia, anche l'idrokinesiterapia in gruppo. L'abbiamo sperimentato per 2 anni con ottimi successi, poi purtroppo ci siamo dovuti fermare per motivi ovvi di Covid, ma riprenderemo anche a breve. Come è in programma anche una riabilitazione della malattia di Parkinson a gruppi, utilizzando praticamente sia l'attività di fisiokinesiterapia fuori dall'acqua, sia l'attività di idrokinesiterapia, quindi in acqua termale, sempre per i motivi che avevo accennato. Senta, è vero, insomma, ce ne rendiamo conto in maniera contingente, è cresciuto l'interesse delle persone per realtà come le realtà termali, appunto perché c'è questo incontro molto felice di salute e benessere. Esatto, c'era stato un momento di calo in tutta Italia e c'è ancora tuttora nelle strutture che non si sono adeguate. Noi abbiamo virato da alcuni anni che oltre a fare le terapie classiche che vengono eseguite in tutti gli istituti termali, c'è una particolare predisposizione e soprattutto organizzazione verso la sanità termale vera e propria, a cui si abbinano anche tanti specialisti di livello. Per esempio partiremo noi già dall'anno prossimo con un progetto importante per quanto riguarda la patologia della colonna vertebrale. Abbiamo la consulenza di un personaggio molto importante della neurochirurgia italiana, che è il dottor Musso, che è un neurochirurgo che ci fa delle consulenze ai pazienti e soprattutto è un neurochirurgo molto conservatore da questo punto di vista, non è aggressivo nell'intervento chirurgico, dà degli ottimi consigli per fare della fisiokinesiterapia, di cui poi ne parlerà una mia collaboratrice, la dottoressa Secco, in una struttura estremamente moderna e specializzata, in quanto abbiamo acquisito delle apparecchiature di ultima generazione. No, sa, quando si parla di termini si parla in qualche modo anche di un percorso, non diciamo rieducativo perché forse è un po' esagerato, però diciamo la trasmissione di uno stile di vita, di una qualità della vita che magari può aiutare, lei diceva addirittura, a ridurre i farmaci. Certo, sicuramente, perché noi non ci limitiamo soltanto a curare la patologia artrosica. Ecco, le ho accennato 2 grandi patologie tipo la fibromialgia e la malattia di Parkinson, ma anche gli ictati, gli esiti dell'ictus cerebrale e altre patologie come le patologie respiratorie, facendo una riabilitazione respiratoria, e anche le patologie vascolari con i circuiti che noi abbiamo, i percorsi che abbiamo del vascolare. Infatti era proprio del vascolare, volevo chiederle proprio perché era stata
una curiosità proprio a proposito della circolazione praticamente. Sì, prevalentemente la circolazione venosa e anche il linfedema. Circolazione venosa, c'è un percorso che il paziente deve eseguire dopo aver eseguito degli esami preliminari come il Doppler venoso. Esegue un percorso in acqua calda, acqua fredda, è un percorso particolare dove c'è un ciotolato particolare che stimola la circolazione e praticamente riduce notevolmente anche l'assunzione di farmaci. Sì, perché ovviamente lo stile di vita che ti suggeriscono le terme deve essere anche poi un esempio da curare al di fuori dello stabilimento. Per cui da 25 anni voi esistete? Noi esistiamo da 25 anni, c'è stata un'idea veramente grandiosa da parte di imprenditori, perché le terme di Bibbione sono private, certo. È una società per azioni privata, e hanno avuto questo intuito, siccome il bacino termale è vicinissimo a Bibbione. È stata una scoperta casuale, perché è stata l'Agip che sostanzialmente che cercava petrolio, ha trovato acqua, e quindi abbiamo trovato acqua a 500 metri di profondità con una temperatura di 52 gradi, con tutti i benefici di cui ho detto poco fa. Sì, certo, indubbiamente diciamo, è stato anche un bene, forse cercavano qualcosa d'altro, ma l'acqua è diventato un elemento fondamentale. Poi dà anche lavoro a tantissima gente, sia d'inverno che d'estate. Ci sono anche molti lavoratori stagionali. Tanti lavoratori stagionali fissi, cioè tanti lavoratori fissi e tanti lavoratori stagionali. Dottor Danna, io sono una persona che sta seguendo da casa la trasmissione, sono pieno di dolori. Venire alle terme di Bibbione può aiutarmi. Certo. La formula anche di prenotazione, i contatti, come avvengono? Allora, intanto ci vuole l'impegnativa del medico curante che prescrive un ciclo di fango, balneoterapia, massoterapia. Basta che il paziente chiami il nostro call center, si mette d'accordo con la segretaria quando fare queste terapie in base alla nostra disponibilità, ma soprattutto alla disponibilità del paziente. Noi riusciamo a accontentare quasi tutti. Sì, perché c'è sempre questo aspetto, chiamiamolo, ci scusi il termine, certo, di coccola che garantisce una realtà termale. È una caratteristica delle terme. Insomma, una caratteristica delle terme che è bellissima, cioè anche ovviamente chi va lì, certo, ci sono persone anche reduci magari da incidenti piuttosto importanti, ecco che lì magari si abbassa purtroppo l'età, insomma hanno anche bisogno del conforto che ti può venire. O neoplastici che hanno bisogno, come le donne che hanno l'infedema dell'arto superiore soprattutto, eccetera, o l'infedema degli arti inferiori, che sono in genere persone anche giovani, certo, trovano almeno una risposta. Per cui Bibbione Terme, insomma, è una soluzione sì importante anche proprio per non solo il proprio benessere, ma per una salute da recuperare. Come clientela avrete molti stranieri, immagino? Abbiamo una buona percentuale di stranieri, ma soprattutto abbiamo una buona percentuale di gente che arriva dalle regioni vicine, dall'Emilia, dalla Lombardia, dal Friuli, Venezia Giulia, perché è naturale, come ha detto lei poco fa, che Friuli siamo confinanti, basta passare il fiume Tagliamento e già siamo in Veneto, e anche da altre regioni come la Toscana, il Piemonte, eccetera. Sì. Turisti stranieri attorno al 6% per quanto riguarda la parte terapeutica, sì, un 6%, in genere paesi dell'est, polacchio, anche austriaci e tedeschi. Sì, perché dobbiamo dirlo, girando anche per l'Italia, verificando qual è la realtà termale di altre regioni d'Italia, cioè noi possiamo vantare, noi nel senso, certo, di nord-est, un primato non indifferente, proprio perché non esistono solo gli stabilimenti termali, ma c'è anche tutta una realtà costruita attorno importante. Sì, in effetti Bibbione è un valore aggiunto avere le terme e ha consentito allungare notevolmente la stagione, perché una volta la stagione finiva il 10 di settembre, adesso finisce alla fine di novembre, mentre noi tenteremo sempre di più di allungarla sempre di più, di non chiudere mai. Se riusciamo a trovare una formuletta anche che faccia i conti con l'economia, certo, chiaramente probabilmente nei prossimi anni sarà l'apertura 365 giorni l'anno. Sì, anche perché stiamo vivendo delle giornate talmente belle, nonostante, certo, l'ottobre inoltrato, che vedere magari le spiagge vuote, le località
animati durante l'estate può anche dispiacere. Noi siamo estremamente grati al dottor Sebastiano Danna, direttore sanitario di Bibbione Terme SPA, la ringraziamo per il suo contributo, le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, molto gentile. Grazie al nostro ospite, ci fermiamo qui, però rimanete con noi perché tra poco andremo nelle profondità di quelle che sono le terapie e per cui tutto il percorso di cura. A tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte di questa nostra puntata dedicata alle terme di Bibbione, questa località che è proprio l'ultima spiaggia del Veneto prima di arrivare in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo analizzato l'aspetto più generale con il dottor Danna, il direttore sanitario, adesso andiamo nello specifico a vedere in che modo avvengono queste cure, quali sono e come si sviluppano nella attività quotidiana di questa meravigliosa realtà. Lo facciamo con la nostra seconda graditissima ospite, si tratta di Morena Secco che è la responsabile dell'area riabilitativa di Bibbione Terme. Buongiorno a lei, dottoressa Secco. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei di essere con noi. Si stava proprio parlando, prima di andare in onda, proprio del significato che ha questa parola, riabilitazione, no? Perché ci riempiamo di tanti termini la bocca, ma tante volte non cogliamo quella che è l'essenza del termine stesso. Cioè, qual è il senso della parola riabilitativa e soprattutto cosa significa che a Bibbione Terme si affronta un percorso di riabilitazione? Per riabilitazione intendiamo qualcosa che riabilita soprattutto una funzione, parlando dal punto di vista fisioterapico, quindi dell'ambito mio. Una funzione che può essere stata lesionata per un esito di un incidente stradale, piuttosto che per i normali traumi di tipo sportivo, della domenica, del gioco al calcio piuttosto che al tennis, più tutta una parte invece di riabilitazione ha una funzione di tutta la parte protesica. Per protesica vuol dire tutti gli interventi di protesi al ginocchio, all'anca piuttosto che alla spalla, che in questi ultimi anni hanno cambiato completamente la sfera. Il chirurgo, dopo il chirurgo c'è il fisioterapista, cioè quella figura che riabilita quella funzione utile poi a recuperare quasi sempre al 100%, poi dipende un po' appunto dalla patologia, la funzione che è stata lesa o lesionata, che sono appunto la particolarità della fisioterapia. Perché parliamo prima di riabilitazione e poi di rieducazione? Perché prima riabilitiamo una funzione e poi rieduchiamo a qualcosa. Possiamo rieducare al gesto atletico per l'atleta, possiamo rieducare alle normali funzioni che permettono una qualità di vita buona, quindi al semplice cammino, perché molto spesso in periodi di grandi allettamenti dovuti a esiti di ictus piuttosto che altre patologie dobbiamo riabilitare a fare le cose più semplici, cioè la vita quotidiana. Per un intervento per esempio di una protesi inversa di spalla, semplicemente anche lavarsi i denti diventa un problema, quindi la nostra funzione è proprio di fare questo. La facciamo ormai da 25 anni, la nostra storia inizia a essere una storia importante perché siamo nati il 1° luglio del 96. Siamo nati fronte mare, quindi è anche una bella location, non è una location ospedaliera classica, ma il nostro è uno stabilimento che è termale riabilitativo, perché funziona proprio per questo, perché si può avere tutta la parte riabilitativa con la parte turistica, quindi beneficiare dei benefici del mare e della pineta e delle acque, delle terme e del personale che segue il paziente dall'inizio alla fine del suo percorso riabilitativo. Il famoso iodio che si respira, no? In riva al mare, coniugato con quella che è la vostra attività, diventa, diciamo, un elemento importante. Come si diceva col dottor Danna, stiamo parlando di realtà che non hanno come interlocutore solo le persone over, parlando di età, ma purtroppo proprio per l'esito di incidenti, ma anche purtroppo per determinate patologie che soprattutto in questi ultimi decenni magari una volta interessavano fasce di età avanzate, adesso cominciano anche, pensiamo agli ictus per esempio, ho sentito parlare di persone di 40-50 anni che hanno avuto problemi, vabbè, non a livello magari di ictus, ma anche di ischemie, insomma, di quelle menomazioni che, caspita, insomma, ti privano di funzioni molto importanti. Anche per esempio tutta la parte oncologica nel tumore al seno della donna, questa è una parte che sono diversi anni che la portiamo avanti, perché? Perché c'è molta richiesta nel territorio dopo gli esiti di una mastectomia piuttosto che di una quadrantectomia di essere seguiti al di là della parte chirurgica, quindi una parte riabilitativa, di riabilitare
soprattutto il braccio che si è lesionato, può essere dopo un intervento, dopo la chirurgia plastica ricostruttiva, ecco che anche lì c'è la nuova figura del fisioterapista che segue la parte oncologica della donna, e questo ci sta dando molte soddisfazioni proprio perché abbinano vacanza a riabilitazione, e quindi il pensiero è anche diverso che andare a fare lo stesso tipo di riabilitazione nello studio piuttosto che in ospedale. Sì. Quello che noi ci lavoriamo, appunto, essendo una struttura posizionata in mare, è motivazionale perché? Perché finito la riabilitazione classica ti fai la passeggiata al mare, puoi prendere un po' di sole, cioè cambia la location dove ti devi comunque curare perché fa parte della tua vita, e quindi devi migliorare la tua vita ma in un ambiente che l'aiuta. L'elemento naturale, caspita, insomma, fa e come, perché, fa e come. Cioè, anche non so, i nostri uffici, le nostre sedi, quando magari sono in posizioni un po' infelici, vabbè, non faccio riferimenti a dove si trova la nostra redazione, ma magari rispetto a altre parti dell'edificio in cui siamo, che sono molto più luminose, splendenti, insomma, è anche una condizione diversa di lavoro, insomma, sei anche più, non dico motivato, ma perlomeno alla mattina quando arrivi nel luogo di lavoro sei anche portato a sentirti, diciamo, su di morale, o perlomeno non proprio abbattuto. E questo è vero, infatti il nostro punto di forza e il fiore all'occhiello lo rappresenta con le piscine. Le piscine, quindi l'acqua di tipo termale che esce a 52 gradi, la usiamo in piscina che viene portata sui 34-35 gradi per la parte riabilitativa, quindi parliamo di tutta l'idrochinesiterapia ortopedica e neuromotoria dell'adulto e del bambino, perché in tutto questo noi parliamo spesso di patologie ortopediche e reumatologiche, neurologiche, ma dobbiamo parlare anche della parte pediatrica, quindi seguiamo anche i bambini con delle cerebrolesioni o con delle disabilità, facendo cosa? La cosa che il bambino per riabilitarlo devi giocare, e giocare in acqua e diventa molto più facile e molto più divertente, quindi non abbiamo un trauma nell'insegnare al bambino certi movimenti da fare piuttosto che riprendere certe articolarità, ed ecco, questa è un'altra motivazione per le quali la nostra struttura termale è all'avanguardia per questo. Abbiamo puntato molto nell'idrochinesi perché non ci sono molte piscine abilitate solo ed esclusivamente per la riabilitazione. Guardi che è incredibile, perché siamo partiti da un discorso, diciamo, che un tempo tradizionalmente era, se non esclusivamente riservato, ma perlomeno rivolto soprattutto alle persone di una certa età, e siamo arrivati a parlare di bambini. Perché quindi oltre alla parte ortopedica, neuromotoria, ma abbiamo la parte inalatoria, quindi i bambini che già da piccoli hanno sempre il raffreddore piuttosto che le bronchiti, associamo anche tutta una parte di inalazioni, nebulizzazioni, Politzer, piuttosto che lì con i vari specialisti si crea un programma di cura che può essere appunto riabilitativo, funzionale, ma anche riabilitativo della parte respiratoria. No, questo è molto interessante proprio nella specificità ormai della vostra mission, del vostro lavoro, no? Diciamo è qualcosa di molto articolato, molto capillare, cioè che non trascura nessun elemento in quella che è, insomma, una serie di patologie che abbracciano ormai una gamma vastissima, cioè le terme 20-25 anni fa non erano questo. Sì, è cambiato l'idea di terme. L'italiano normale pensava alle terme, sì, porto la mamma, il papà o i nonni a bere l'acqua, piuttosto che non è più così, perché le terme sono diventate non solo curative, ma anche preventive, perché comunque avvalendosi di specialisti che possono già appunto eseguire la visita di accettazione, piuttosto tutto il personale che segue le varie persone a seconda della patologia. Quindi ecco che è cambiata l'idea, perché non è solo sanitaria, ma abbiamo anche la parte benessere. Per parte benessere intendiamo tutto ciò che è cura del corpo e della mente, anche una semplice giornata di relax, fronte mare, facendo le saune, il bagno turco, questo è un creare benessere, è quello che noi a 360 gradi vogliamo portare e offriamo ai nostri clienti. Vale 100 giorni di vita, verrebbe da dire, insomma, potersi adagiare in una situazione che, appunto, come si diceva anche col dottor Danna, è una situazione di accoglienza estrema, insomma, le terme devono soprattutto rispettare questa caratteristica, oltre che ovviamente seguire quelle che sono le indicazioni
diciamo curative, ecco, in quel senso. Sì, un po' dipende dalle zone, tipo per la fangobalneoterapia abbiamo una certa età, perché appunto le malattie di tipo artroreumatico coinvolgono una fascia d'età che va dai 60 ai 75-80 anni come fascia media. Invece per la riabilitazione e la fisioterapia abbiamo appunto dal bambino all'80enne, al 90enne, perché abbiamo pazienti anche di età molto avanzata. Alle inalazioni partiamo dal bambino all'età adulta, quindi non è più una fascia riservata all'anziano, anzi è quell'anziano che viene un anziano che vuole curarsi, anche se non sempre ha una patologia conclamata, però vuole mantenersi, fare il proprio ciclo, godersi della vacanza di Bibbione e seguire poi invece anche un percorso di tipo riabilitativo. Per cui se volessimo consigliare a un utente, un cliente, un paziente una vita longeva, come per esempio quella di Elisabetta II d'Inghilterra, diciamo che le terme sono un buon viatico per poter aspirare, no, insomma, scherzi a parte, ci sono persone di una certa età ma ci sono anche persone più giovani. Perché la funzione secondo noi è creare movimento. Qual è la peggior cosa negli anni? Io ricordo i primi 2 anni universitari, arrivavano i pazienti tutti imbustati perché avevano il mal di schiena, avevano la patologia lombare, la classica ernia del disco e venivano bloccati. Poi con gli anni gli studi scientifici finalmente ci hanno dato ragione, era di creare comunque il movimento, anche se c'è un blocco articolare, cosiddetto il famoso colpo della strega. Una volta appunto allettamento e farmaci, adesso non è più così, la funzione del terapista anche in fase acuta è quella di insegnargli dei piccoli esercizi, dei piccoli movimenti, ma non mantenere mai il paziente diciamo allettato, anzi dovergli insegnare a muoversi. Quello che noi vogliamo spingere, il nostro obiettivo è il movimento porta al benessere, se ti fermi tra virgolette sei perduto. No, è vero, verissimo. Perché comunque noi tutto il giorno abbiamo sempre gli stessi movimenti, se pensiamo ci svegliamo la mattina, scendiamo, o a meno che qualcuno non vada in palestra piuttosto che non si dedichi a se stesso, negli anni purtroppo il nostro fisico ha degli acciacchi, ma sono degli acciacchi articolari soprattutto, ed ecco perché dobbiamo muoverci facendo camminate, ma dobbiamo muoverci in acqua, sfruttando le caratteristiche dell'acqua, quindi l'assenza di gravità, riuscire a mettere un paziente magari appena fratturato con una protesi di ginocchio piuttosto che di spalla, che la riabilitazione sarebbe molto più lenta, una volta che abbiamo tolto i punti, quindi non abbiamo più il problema delle infezioni, il paziente viene messo in acqua e inizia a camminare, ed ecco che velocizziamo molto quel percorso che normalmente sarebbe più lungo. Sì, ecco, proprio è quello, diciamo, il grande insegnamento che possiamo cogliere anche in questa puntata, cioè il fatto che le terme costituiscono un momento che ti agevola nel recupero, ma ti agevola anche proprio in termini di tempo, perché un tempo il recupero da certi incidenti o da certe esperienze, traumi contusivi forti, richiedeva altro che settimane, mesi. Adesso diciamo si riesce anche a ottimizzare, non parliamo dei casi più difficili, ma perlomeno nella genericità dei casi, insomma. Sì, si riesce a ottimizzare perché comunque il paziente deve riprendere la propria vita, sia lavorativa per quanto possibile o comunque una vita sociale. Questo è un altro degli obiettivi che cerchiamo. Ecco perché il movimento e l'acqua ricreano un contesto dopo sociale che non ti fa perdere del tempo necessario per comunque vivere in famiglia o con gli amici. Certo. È una domanda che non le ho rivolte, insomma un po' banale se vuole, ma ci sono persone che tornano, avete una clientela affezionata per tutta una serie di ragioni che possono essere dal punto di vista terapico ma anche dal punto di vista del rapporto che si è instaurato? Sì, direi che quasi un buon 90% della nostra clientela è una clientela che appunto io ho aperto la struttura termale dal 96, io continuo a vedere ben volentieri perché comunque diventa una prassi, cioè ogni anno prenotano le cure perché stanno bene a Bibbione, perché stanno comunque bene con noi e hanno dei risultati, altrimenti non li vedremo. E poi c'è un 10% di tipo appunto gli esiti incidenti, che fortunatamente si spera di averne uno all'anno proprio, e ritornano, fanno la riabilitazione, ma quando c'è un domani una necessità, che sono già stati i nostri clienti e per anni non li abbiamo visti, si ricordano di noi e quindi li ritroviamo. Ed ecco, questa è la grande forza, perché comunque vuol dire che lavori bene, lavori
lavori in modo comunque diverso a qualche altro tipo di strutture, quindi sono affezionati. Una soddisfazione personale e professionale, le crediamo sulla parola, assolutamente. Noi siamo estremamente grati non al tempo, che è sempre tiranno, ma a Morena Secco, scusi, stavo dicendo un altro cognome, Morena Secco, responsabile dell'area riabilitativa di Bibione Terme SPA. Grazie per essere stati in nostra compagnia, per cui se avete qualche problemino avete capito dove rivolgervi. Grazie dottoressa Secco, buon lavoro. Grazie. Grazie ai nostri gentilissimi ospiti che ci hanno insegnato molte cose che abbiamo imparato. Insomma, vedete che ad andare dietro alle quinte delle questioni si imparano tante cose molto utili. Noi ci fermiamo qui. TG7, o meglio 7 in punto, si chiude in questa fase della giornata. Come di consueto si riproporrà domani mattina. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia e arrivederci.